Euroregione News. Friuli Venezia Giulia, vivere la storia sulle strade. Un'estate disastrosa per il traffico in Friuli Venezia Giulia. I cantieri per la realizzazione della terza corsia sono iniziati in primavera e finiranno nel 2023. I restringimenti di carreggiata hanno causato rallentamenti, code e tantissimi incidenti. I disagi per gli automobilisti sono stati regalati anche da Terna, con il nuovo elettrodotto aereo, per passare con i loro cavi enormi da un nuovo traliccio all'altro attraversando l'autostrada. Hanno ristretto le carreggiate e innalzato reti di protezione che proprio durante il periodo di Ferragosto ha peggiorato ulteriormente le code. Il limite di velocità nei tratti interessati dell'autostrada scenderà a 60 km/h. Prevista anche la chiusura con conseguente occupazione delle strade statali e regionali. Per la precisione, dalle 20 di sabato 21 ottobre alle 10 di domenica 22 si dovrà uscire obbligatoriamente a Udine Sud per chi arriva dalla 23, a San Giorgio di Nogaro per chi arriva da Venezia e a Palmanova per chi arriva da Trieste. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.